ha un parco cavalli allevati proprio entro i confini svedesi. Momento particolarmente importante per il settore del salto ostacoli in Svezia, soprattutto grazie anche ai risultati di Rolf-Göran Bengtsson. Intanto zero penalità per il cavaliere svedese, 67-81, e si piazza in seconda posizione, molto lontano però dal 61-82 di Emanuele Gaudiano. Il cavaliere azzurro aveva dichiarato di essere soddisfatto, ma pensava che il suo tempo non fosse sufficiente per aggiudicarsi questa categoria. Abbiamo visto che fra concorrenti poco interessati alla vittoria in questa categoria e percorsi lenti, dopo 13 binomi è ancora al comando con il netto in 61-82. In seconda posizione addirittura 6 secondi peggio l'abbiamo appena visto Svante Johansson. Adesso per la Germania l'esperienza di Ulrich Kirchhoff, che monta Quid Capital, uno stallone di 9 anni, dal mantello grigio, un Holsteiner. 2 ori ad Atlanta per Kirchhoff, individuale e a squadre, con Just de Pomme, lo ricorderete tutti. Da troppo tempo gli manca comunque un risultato di prestigio, potrebbe essere questa l'occasione giusta. Si dà un grande affare il cavaliere tedesco, e attenzione dunque, perché ha lanciato, lo possiamo dire, la sfida a Emanuele Gaudiano. Infatti prende rischi notevoli. 65-50, non basta. Percorso netto in 65-50 per Ulrich Kirchhoff, che si inserisce in seconda posizione, e dunque cominciano a avere una quotazione maggiore le pretese di Emanuele Gaudiano. Ricordo 61-82, tempo tutt'altro che disprezzabile. Via un campione sotto l'altro, sempre per la Germania, Ludger Beerbaum, che monta Gotha, e qui siamo proprio nel Gotha dell'equitazione mondiale, perché si tratta della medaglia d'oro individuale dell'Olimpiade di Barcellona. Probabilmente il miglior talento in questo momento, Ludger Beerbaum, dopo la delusione dei Giochi Olimpici, cavaliere nato nel 1963 a Hong Kong, settimo a livello individuale, quinto con la sua squadra, non è salito sul podio, dunque un'onta importante per il movimento tedesco. A Hong Kong aveva portato all inclusive. Nella circostanza monta Gotha, che è un annoverano di 7 anni, dunque cerca di rinnovare un po' il proprio materiale. Ludger, dobbiamo dire che nelle tappe precedenti che si sono disputate nell'Europa del Nord, a Oslo ed Helsinki, non c'è stata una partecipazione massiccia da parte di tutti i migliori che cominciano a entrare in scena adesso. Già disputate 2 tappe, ora stiamo seguendo quella di Verona, poi c'è stata una variazione in programma. Intanto percorso netto in 66-81 per Ludger Beerbaum, si piazza in terza posizione, 66-81 per il fuoriclasse tedesco, che non ha commesso errori. Dopo Verona la comitiva andrà a Stoccarda, poi Ginevra, Londra, Mechelen, Lipsia, cancellata la tappa di Amsterdam
sarà sostituita da quella di Zurigo, poi ancora Bordeaux, Vigo, 's-Hertogenbosch, in tutto 13 tappe, poi i migliori delle varie leghe in finale a Las Vegas negli Stati Uniti dal 15 al 19 di aprile. E dalla Lega dell'Europa occidentale verranno fuori 18 binomi, una lotta serrata perché sono tantissimi i pretendenti. L'augurio è che ci possa essere anche un italiano. Nella scorsa edizione Omar Bonomelli aveva tentato fino all'ultimo di raggiungere la finale di Göteborg, aveva tentato di racimolare punti preziosi anche nell'ultima tappa, quella di 's-Hertogenbosch in Olanda, non c'era riuscito. Adesso per la Francia, un binomio importante, Roger-Yves Bost con Ideal de la Loge, che è un cavallo C'est Français di 12 anni. A 43 anni Bost, che ha fatto più volte parte della squadra francese in Coppa delle Nazioni, ha partecipato anche ai Giochi di Atlanta, quarto con la sua equipe. A livello di campionati del mondo buono il suo palmarès, con 2 argenti e un oro con la squadra, ottenuto nel 90 a Stoccolma. Nella circostanza montava Norton de Rouy. Nel primo segmento del percorso sembra un po' più lento rispetto a Gaudiano, che credo a questo punto stia facendo un pensierino, se non sulla vittoria almeno su un piazzamento di prestigio in questa categoria inaugurale delle prove internazionali. Verticale numero 9 per Roger-Yves Bost, parte conclusiva del percorso. Per ora Ideal de la Loge non ha ancora commesso errori. Verticale FEI, che ricorda la Federazione Equestre Internazionale, un verticale su fosso. E poi l'ostacolo conclusivo a concludere un percorso molto lento. Infatti c'è anche una penalizzazione per aver superato il tempo accordato, 81,67, una penalità per il percorso d'assaggio del cavaliere francese. Grandi nomi, si continua con Ludo Philippe Paers che monta Nobel de Virton, un C'est Français di 7 anni. Espertissimo anche Ludo Philippe Paers, che è nato nel 63 a Genk. Per lui partecipazioni olimpiche a Barcellona, Atlanta, Sydney, Atene. Si è distinto con i cavalli discendenti dal suo stallone d'Arco. Intanto abbiamo visto un brutto rifiuto, una disobbedienza da parte dell'ancora acerbo Nobel de Virton. Comincia male dunque il suo percorso. Ludo Philippe Paers è sempre al sicuro. Per il momento Emanuele Gaudiano, edizione numero 110 della Fiera Cavalli di Verona, un festival internazionale dedicato all'universo equestre. Si cerca di battere il record di visitatori che viene sistematicamente battuto ogni anno. 12 padiglioni su una superficie di 350.000 metri quadrati, saloni espositivi, la possibilità di avvicinarsi a razze equine diverse, presenti 2500 cavalli, mostre, dibattiti, spettacoli, il salone dedicato ai più giovani, convegni. Tutto ruota attorno a questo fantastico animale. Per quanto riguarda la parte agonistica, diversi concorsi, la Coppa del Mondo ovviamente, concorso che riguarda i pony, poi il Master del Cavallo Italiano, il Gran Premio delle Regioni Under 21, il concorso di salto in libertà, quello di Mascalcia, il Trofeo Caprilli e poi anche
anche delle esibizioni di attacchi. Intanto ha concluso Ludo Philipp Peierls con 9 penalità nel tempo di 95 e 71, lontanissimo dalle prime posizioni. Vediamo se l'insidia per il Cavaliere Azzurro verrà proprio da un connazionale, e si tratta del campione italiano in carica, titolo ottenuto ad Augusta in Sicilia. Pier Giorgio Bucci monta Contact, che è un cavallo grigio di 10 anni. Pier Giorgio Bucci è nato nel 75, è aquilano. Ha portato a Verona da Zara a Porto Rico, poi Canebo e Contact, che è un discendente di Cartago. Ha vinto il campionato italiano con Varettino Pier Giorgio Bucci, precedendo Giovanni Lucchetti, Paolo Pomponi, al quarto posto Giuseppe Donofrio, quinto Natale Chiaudani. Superata la gabbia. Siamo già intorno ai 58 secondi, dunque deve accelerare Pier Giorgio Bucci se vuole impensierire Emanuele Gaudiano, ormai non può più farcela. Inattaccabile per ora il 61-82 di Gaudiano e Lucky. Per ora 4 inetti, e c'è una penalità anche per Pier Giorgio Bucci nel tempo di 79 e 05. Sarebbe stata la volta di Giuseppe D'Onofrio prima. Intanto Umberto Martuscelli, che è lo speaker ufficiale del campo, comunica che c'è il ritiro di Giuseppe Donofrio, e dunque passeremo al percorso dell'inglese Michael Whittaker in sella Loxley. Linea roata con Pier Giorgio Bucci. Sì, nel consacrato parallelo velocità e precisione c'è stata la precisione, non c'è stata la velocità. Bucci. No, ho preferito fare una gara di lavoro, conto di fare il Gran Premio di domani con lui, allora non ho voluto aprirlo, ho contato soltanto di farlo saltare bene. Taker. Si ha parlato di Gran Premio, noi l'abbiamo definito piccolo Gran Premio perché non è quello di Coppa del Mondo. Domani ci sarà comunque una categoria mista di grande rilievo. Ora spazio per Michael Whittaker. Godiamo questo percorso in sella Loxley, che è un cavallo di origine tedesca di 8 anni, Oldenburg. Intanto visualizzata anche la classifica provvisoria con Gaudiano che si gode la sua posizione di preminenza di fronte a campioni come Ulrich Kirchhoff e Ludger Beerbaum. Michael Whittaker. La famiglia Whittaker, fra senatori e giovani promesse, potrebbe allestire una squadra di Coppa delle Nazioni. Certamente fra i migliori esponenti di questa disciplina i fratelli John Michael. E mi pare che la grinta sia quella giusta. Non è quello che si dice un percorso tipicamente d'assaggio, quello del cavaliere inglese, che è abbastanza veloce, però dovrà accelerare soprattutto nella parte conclusiva. Siamo intorno ai 56 secondi adesso.
deve ancora sveltire la cadenza. È fuori pericolo ancora Emanuele Gaudiano, resiste il suo 61-82, oltretutto è anche arrivato l'errore per Michael Whittaker, 4 penalità nel tempo di 69,02, che significa 9ª posizione. Ora un brevissimo stacco pubblicitario. Ne ho bisogno subito. Sì, ok, va bene, ma fai presto. La mia vita è come la pubblicità della Fiesta. Tutto il giorno fuori casa, a pranzo un panino al volo. E adesso non ci vedo più dalla fame. Ehi, ma lei dov'è? Eccola la mia Fiesta! Tanta sostanza e un gusto inimitabile. Fiesta, nutre con piacere. Torniamo in diretta dal padiglione numero 7 della Fiera Cavalli di Verona, categoria tempo, per ora al comando Emanuele Gaudiano, Italia in sella all'Achi, percorso netto in 61,82. Ora è la volta del tedesco Max Kühner che monta Golden Coin. Kühner è nato nel 74, ha ottenuto risultati positivi nella sua carriera giovanile, ora cerca di inserirsi nell'elite di questa disciplina, commette il suo primo errore sull'elemento d'ingresso della gabbia, dunque sfuma la possibilità di vittoria, anche di piazzamento discreto per Kühner. Per ora i netti nel tempo sono quelli di Emanuele Gaudiano, Ulrich Kirchhoff, Ludger Beerbaum e Svante Johansson, senza errori ma con una penalizzazione per il tempo Pier Giorgio Bucci, Steve Gerda, Roger Yves Bost e Gerko Schröder. Gli altri hanno commesso tutti almeno un errore. Intanto ha concluso Max Kühner e passa il testimone a un cavaliere italiano. Si tratta di Natale Chiaudani che monta da Zara Newport Clover, che è un castrone di 17 anni. Natale Chiaudani, classe 60, è nato a Tortona in provincia di Alessandria, sta attraversando un eccellente momento di forma. Nonostante la mole piuttosto massiccia, Il suo risultato più importante, probabilmente lo ricorderete, il secondo percorso in Coppa delle Nazioni nel 2006 e poi in carniere anche 2 vittorie nella Coppa degli Assi in Sicilia con Ariane Dautieu. Nel 2008 ha ottenuto vittoria ad Arezzo, a Manerbio, a Modena con Seldana e Gratina. Intanto è arrivato il ritiro per il cavaliere piemontese. in senso agonistico. No, non si è ritirato, ma c'è un momento di insubordinazione, diciamo così, da parte di Newport Clover, e adesso arriva il ritiro. Non ha voluto abbandonare il campo con l'impressione di un rifiuto, di un errore Chiaudani, che ritroveremo protagonista già più tardi nel pomeriggio e poi nelle giornate di domani e di domenica. Vi dicevo dei 700 espositori che vengono da 25 paesi, successo garantito per la Fiera Cavalli. Linea Aroata. Sì, Newport Clover fa i capricci di primo mattino. Assolutamente no, ho fatto una volta, ero già ritirato dopo il primo errore, ho rischiato per fare 6 galoppi per la gabbia, dopo il primo errore mi sono ritirato, volevo fare ancora un salto, non ha capito, pensava di venire a casa. Basta. Tutto tranquillo, Claudio.
Adesso per il Brasile Luis Felipe de Acevedo Jr. che monta Tribou, castrone di 12 anni di origine belga, cavaliere nato ...26 anni fa. C'è qualcosa che ha disturbato Tribou, è arrivato anche il rifiuto. Prime 4 penalità per il brasiliano. Molto lento Luis Felipe de Acevedo, addirittura siamo sui 100 secondi per la precisione 99,07, 18ª posizione, sono 10 le penalità, assoluto disinteresse nei confronti di questa categoria. Gianni Govoni, Joyeux d'Opale. Gianni Govoni, nato a Finale Emilia nel 1967, è in forma strepitosa, con Joyeux d'Opale ha ottenuto vittorie ultimamente anche nei Gran Premi della Bagnaia e ad Arezzo. Certamente, se gli interessasse la categoria, vedremmo uno spettacolo di livello, ma probabilmente anche Gianni opterà per una condotta di gara prudente. Stiamo a vedere. Certamente Gianni ha intanto qualche difficoltà a trattenere gli ardori del suo potente Sauro e poi a trattenere se stesso, perché l'istinto sarebbe quello di provarci comunque, ma direi, almeno questa è la prima impressione, che Gianni Govoni stia badando soprattutto a un percorso pulito in vista dei prossimi impegni. Si deve fare sentire comunque, dopo chiederemo al nostro cavaliere il perché di tanti interventi. Comunque ci vuole ben altro per mettere in difficoltà Joyeux d'Opale. E guardate, continua a usare le mani Gianni Govoni, forse è un po' troppo caldo Joyeux d'Opale. Si sforza di trattenerlo. Anche lui un tempo altissimo. Gioca a nascondino anche il cavaliere Emiliano, che conclude con 3 penalità nel tempo di 89,53. Avete visto Gianni effettivamente ha fatto un percorso, Ha fatto credo fatica per trattenere il suo Joyeux d'Opale, che sarà protagonista in questa 3 giorni di gare. Il regista Umberto Orti, che guida le telecamere dell'Esterna 1 di Bologna, ci ripropone ancora uno dei passaggi di questo bel Sauro. Linea a Lorenzo Roata. Sì, Claudio, pronti ad esaudire la tua curiosità, mentre stavolta tranquillo Govoni, il suo Joyeux d'Opale proprio dalle nostre parti.
Curiosità dalla postazione cronaca, perché così tanti interventi, Gianni? Perché è un cavallo che il primo giorno è sempre molto teso, quindi in vista del Gran Premio ho preferito cercare di rimanere in campo il più possibile. Il cavallo era teso, tirava molto, io cercavo di contrastarlo di modo che si rilassasse un pochettino. Quindi prove tecniche di Gran Premio alla fine. Sì, era previsto. Ma forse è come il suo cavaliere, Joyeux d'Opale, non è abituato ad andare così piano. Per la Spagna, Pilar Cordon, che monta Viola, una femmina di 13 anni di origine olandese. Lucrezia Pilar Cordon, nata a Saragozza nel 73. Un po' un battesimo a livello internazionale per lei, soprattutto a questi livelli. Comunque abbiamo già visto 24, ora 25 binomi, ne restano 11, 8 le penalità nel tempo di 64,49 per l'Amazzone spagnola. Da vedere ancora Leon Tinsen, José La Rocca, Marco Cuscher, Emilio Bicocchi, Albert Zur, Lionella Ligresti, Robert Smith, Omar Bonomelli, Melissa Vanzani, Giulia Martinengo e Roberto Turchetto. Cominciamo con l'olandese Leon Thyssen che monta Olaf, cavallo di 12 anni, di origine olandese. Leon Thyssen, quarantenne, ha partecipato in sella a Nairobi ai campionati europei di San Patrignano, medaglia di bronzo con la sua squadra. Ricordo che intorno alle 15:15 torneremo in diretta per seguire la seconda categoria della giornata, una categoria mista che promette sicuramente più spettacolo rispetto a questa inaugurale. D'altronde si tratta di un momento di preparazione agli impegni più importanti. Non sono stati molti in verità i cavalieri che hanno spinto a fondo e di questa situazione sta godendo per il momento Emanuele Gaudiano con Lucky, primo con 61,82. Non può essere insidiato da Leon Thyssen che sta procedendo, direi, ad andatura di crociera. Conclude con 3 penalità, 88-84 il tempo. Certo, per il pubblico non è uno spettacolo vincente, dobbiamo essere onesti, però da questi primi assaggi si può anche intuire quale sarà il prossimo futuro dei vari binomi e un approccio graduale, importante, intelligente con la gara potrebbe portare a risultati soddisfacenti domani. Abbiamo sentito che qualcuno è orientato verso il piccolo Gran Premio e soprattutto domenica. Ancora la classifica con Gaudiano davanti a 2 tedeschi di grande nome. Dopo Leon Thyssen toccherà a José La Rocca per l'Argentina, in sella a Voice. Il presidente di Fiera Cavalli della Fiera di Verona, Luigi Castelletti,
che è stato ovviamente al fianco del ministro delle politiche agricole Luca Zaia nella circostanza della presentazione dell'evento, ha dichiarato che ritiene possibile il superamento del record di visitatori nei 4 giorni. Sì, vedo inquadrato ancora Lorenzo Roata con l'attuale leader Emanuele Gaudiano. Lorenzo, vogliamo chiedergli se adesso il suo 61,82 gli sembra un tempo migliore rispetto a mezz'ora fa. Qui perché c'è anche un ritorno video dove Gaudiano se la sta godendo. Allora questo 61,82 tu avevi detto, ma chissà, incomincia a essere bel riferimento. Sì, ci sono molti cavalli che faranno il Gran Premio domenica, quindi non è una gara combattuta, però speriamo che finisce così. Una volta di più cavaliere di tanti fatti e pochissime parole mentre continua a godersi dalle parti del ritorno video. Sì, diciamo che lo sono ancora, cioè, non sono tanto per le interviste così. Ti dovrai anche un po' abituare, perché c'è molta aspettativa nei tuoi confronti. Abbiamo già sottolineato la tua bella performance ai campionati europei giovanili. Intanto attenzione, perché José La Rocca sembra intenzionato a dar fastidio all'attuale capoclassifica e veloce l'argentino, che è molto interessato a un piazzamento in questa categoria d'apertura. Gabbia, però a occhio, anche se non abbiamo una indicazione intermedia del tempo, è più lento, siamo all'ostacolo numero 9, già 53 secondi da battere, 61,82, non può farcela. Verticale sul fosso, ha spinto a fondo e direi che è un percorso certamente apprezzabile. 72,45, lontanissimo da Gaudiano, però gli permette di inserirsi con il netto in quinta posizione. Quinto posto per José La Rocca e Voice, 72,45. Adesso Marco Kutscher per la Germania, poco rispettosamente questo cavallo porta un nome importante, Wojtyła, è un cavallo annoverano di soli 7 anni. Marco Kutscher, nato a Nordern nel 75, anche lui reduce dai giochi olimpici di Hong Kong con Obolensky. Non troppa fortuna in verità, andata peggio rispetto ad Atene, quando Marco Kutscher seppe ottenere 2 bronzi individuali a squadre. Lo ricordiamo anche campione europeo, titolo ottenuto a San Patrignano sia a livello individuale che con la squadra. Ha avuto un periodo di appannamento, come del resto anche il collega Christian Allman, poi gradatamente ha ritrovato fiducia i cavalli competitivi, soprattutto Marco Kutscher, che è un talento notevole e sarà protagonista in questa tappa di Coppa del Mondo. Tanto ancora netto il suo percorso, ma decisamente lento. Verticale su fosso, bene. Senza sbavature il tracciato va a concludere senza errori, ma il tempo è altissimo, 70 e 65, quinta posizione, 70 e 65. Vorrei chiedere a Gaudiano, allora, dando un'occhiata anche ai rivali rimanenti, da chi si aspetta una gara tirata, cioè una sfida al suo tempo, che per ora è largamente il migliore. Intanto ti dico subito che salutandosi con Bicocchi gli ha detto vai piano. Così tanto... Sì, lui è un cavaliere molto veloce e anche questa cavalla, diciamo che ha vinto tante gare veloci. Lui potrebbe essere pericoloso, diciamo. Poi, dopo Bicocchi,
Dopo Bicocchi c'è la Martinengo, Zoer, e loro due potrebbero essere cavalieri veloci, Zoer e la Martinengo secondo me. E anche Robert Smith, non so quale... Robert Smith e Kalusha un calo certamente costituiscono un binomio di assoluta affidabilità, abituato a competizioni ben più importanti di questa, però so anche se per fa un lui giro. probabilmente l'inglese opterà per un percorso d'assaggio. Invece non ti ha dato retta Emilio Bicocchi che sta forzando i tempi. Sì, molto più veloce. Sì, sì. No, ma molto non tanto. Godiamocela allora. Dai. No, secondo me è più lento di te fino a questo punto. Siamo a 47 secondi. Siamo in conclusione di percorso, 50, è una gara tirata, può farcela, 54, attenzione, Emilio Bicocchi, 58,49 e passa al comando, il nuovo leader è stato buon profeta Emanuele Gaudiano, si porta al comando Emilio Bicocchi con Idoline de Saint-Clair, una femmina di 12 anni, È già qui, vado, eccolo. Bicocchi ti aveva detto vai piano, salutando, non l'hai ascoltato, siete vicini a un passo. Sì, una volta tocca a lui, una volta tocca a me quando siamo insieme, molto spesso, e per ora è andata bene a me. Mattino a loro in bocca. La gara non è finita, speriamo ancora. Quali sono le insidie a questo punto per quelli che avanzano? Ma non ho visto, Albert Zoller è veloce, insomma questi concorsi sono tutti pericolosi. Grazie Bicocchi, intanto complimenti. Lorenzo, non so se il regolamento prevede che tu possa far vedere il programma a un cavaliere che ha appena terminato. Sto scherzando, molto disponibile Emilio Bicocchi e lascia il posto ad Albert Suer che monta Uraia, una femmina di 7 anni di origine olandese. Albert Suer 2 volte a bersaglio nella tappa veronese di Coppa del Mondo, ma sempre con un cavallo eccezionale come Okidoki. Anche Albert Suer è molto veloce, nato nel 1975, medaglia d'oro con la sua squadra ai World Equestrian Games di Aquisgrana, proprio con Okidoki, che è uno personalmente dei miei cavalli preferiti. Deve però trovare un degno sostituto, quantomeno per assicurare un po' di riposo al suo cavallo di punta, e sembra averlo trovato con Uraia. 58,01 passa al comando Albert Suer, 58,01, 48 centesimi meglio rispetto a Emilio Bicocchi. Dunque le emozioni che erano mancate per gran parte di questa categoria, tutte assieme nel finale, il 58,01 di Albert Suer in sella a Uraia. Si porta al comando dunque i due italiani, Bicocchi e Gaudiano, superati da Albert Suer, cannibale che non molla assolutamente niente, d'altronde è la legge dello sport. Ora Ionella Ligresti che monta Quicknick, cavallo di 7 anni, origine tedesca, un Holsteiner. Ionella che ha partecipato alle 2 tappe nordiche a Helsinki, si è comportata bene, 11° posto in sella a Toulon. Non ha partecipato al barrage unicamente perché al percorso base era in corsa una infrazione di tempo, una penalità. Comunque conquistato l'11° posto che le ha permesso di ottenere qualche punto, precisamente 6. E certamente anche nel mirino di Ionella la finale di Las Vegas. Un bottino già pesante, 8 penalità.
ultimo ostacolo, il largo numero 12, quello conclusivo. 9 le penalità nel tempo di 80 e 51. Sono 2 gli errori. Riepiloghiamo la classifica. Al comando per l'Olanda Albert Suhr, Uraia, percorso netto in 58,01. In seconda posizione per l'Italia Emilio Bicocchi, Dolin de Saint-Clair, netto in 58,49. In terza posizione ancora per l'Italia Emanuele Gaudiano, Lachi, percorso netto in 61,82. Adesso andremo a scoprire le intenzioni di Robert Smith e di Kalusha, che è un cavallo dal mantello grigio, da mezzi notevolissimi, non ha un'età verdissima, 16 anni, soggetto di origine olandese. Robert Smith, figlio d'arte, classe 1961. E dobbiamo dire che ha aggredito la prima parte, il primo segmento del percorso. Vediamo se d'ora in avanti si accontenterà della pulizia sui salti oppure se insidierà la leadership di Albert Suhr, che evidentemente è particolarmente affezionato al concorso di Verona. Attenzione al cronometro, 57,04, bastava volerlo, come abbiamo detto. Percorso netto 57,04, non regala nulla Robert Smith Kalusha. Si tratta di un binomio che abbiamo visto all'opera, molto competitivo in diversi barrage, e dunque c'erano tutti gli ingredienti per fare bene. Il dubbio riguardava l'autentico interesse del cavaliere britannico nei confronti di questa categoria. Ha dimostrato fin dalle prime battute di voler tirare la gara e in effetti ha regalato qualche emozione al pubblico. Robert Smith si porta al comando, riesce a scalzare Albert Suhr con Uraia. Vedete la nuova classifica con Bicocchi, che primo degli italiani, è attualmente in terza posizione davanti a Gaudiano. Ancora per l'Italia Omar Bonomelli monta Genua, una femmina anoverana di 9 anni. Bonomelli, classe 75 di Desenzano del Garda, ha tentato fino all'ultimo nella scorsa stagione di raggiungere la finale di Göteborg, grazie ai risultati conseguiti all'inizio dell'annata in sella a Quintero, un Quintero che ha risposto bene anche in questa edizione 2008-2009 della Coppa del Mondo. Bonomelli a Helsinki è giunto decimo, era però il primo a entrare in barrage, non ha commesso errori in tutto il suo pomeriggio finlandese e ha racimolato 10 punti. Sono 4 le penalità per Genua. E conclude proprio con 4 penalità nel tempo di 72 e 72. Omar Bonomelli lascia il testimone a un altro binomio italiano, quello composto da Melissa Vanzani e voilà, un cavallo di 14 anni. Melissa Vanzani, giovane, classe 88, e gli applausi del suo entourage perché è nata proprio qui a Verona. Gioca in casa dunque, e vorrei chiedere a Lorenzo Roata se ha la possibilità di avvicinare Omar Bonomelli. Sì, ci proviamo sicuramente. Lorenzo, chiedi se quest'anno ce la farà a raggiungere questa sospirata finale di Las Vegas. Allora, nei sogni la finale di Las Vegas, chiede Icardi se ce la farai quest'anno. Non lo so, spero tantissimo per me e per tutti voi. Al volo proprio. Allora, dopo Bonomelli, Melissa Vanzani. Vent'anni,
compiuti il 17 di aprile. Tra gli hobby il cinema, la musica, anche il calcio e la pallavolo. Adesso, visto i risultati promettenti nella carriera giovanile, dovrà interessarsi a tempo pieno di questa disciplina che certamente assorbe molto. Un rifiuto all'ostacolo numero 8. Si tratta della triplice 1,40 per 1,70. Si tratta comunque dell'occasione propizia per fare esperienza, respirare la stessa aria che respirano i tanti campioni che abbiamo visto, non tutti impegnati allo spasimo per la verità, qui all'Opera. Mentre conclude il suo percorso Melissa Vanzani con 10 penalità nel tempo di 84,34. I responsabili dell'ingresso in campo dei vari binomi hanno già dato il via libera a Giulia Martinengo, che monta Loro Piana CT, linea Roata. Sì, allora l'emozione di montare in casa, di gareggiare in casa. Parafrasare il proverbio, a muso duro e cap spaccato in testa. Sì, vediamola così. Si dice a muso duro baretta fra Caverona, invece lei. Tra l'altro siete concittadini con Melissa Vanzani, giusto Lorenzo? È per quello che mi sono permesso di parafrasare il proverbio. Ok, però poi dacci anche la traduzione. A muso duro baretta fra vuol dire prendere le cose con decisione e con il cappello ben fraccato in testa. Viene proprio dal mondo agricolo, il contadino che si svegliava presto al mattino e che affrontava la giornata a muso duro col cappello ben fraccato in testa. D'accordo, benissimo, grazie per la delucidazione. E adesso Giulia Martinengo monta il suo cavallo di punta per le categorie più grosse. Lo ha definito un soggetto dal carattere meraviglioso. Affronterà proprio a Verona la sua prima gara di Coppa del Mondo. CT. Giulia ormai ha maturato un'esperienza notevole, è nata nel 79 in provincia di Udine. Molto ordinata nel suo tracciato, però abbastanza lenta, anzi decisamente lenta. Concluderà intorno ai 75 secondi, 74,18, decima posizione. Però arriva il netto, nessun patema per Loro Piana CT e Giulia Martinengo quando è già in campo l'ultimo binomio, quello composto da Roberto Turchetto ed Agnelli, cavallo di 9 anni di origine tedesca, è un annoverano. Dunque soltanto Roberto Turchetto può strappare la vittoria a Robert Smith e Kalusha, ma sarà davvero durissima. Lorenzo Roata, una battuta con Giulia Martinengo? Sì, al volo se l'è presa comoda per l'uscita, ordine, precisione, non ci ha messo la velocità. No, è il cavallo col quale dovrei fare il Gran Premio, quindi volevo farlo solo entrare in campo e fare un giro tranquillo. Poi il piano che ha ispirato molti dei binomi in campo quest'oggi. Roberto Turchetto, nato a Bollate, Milano, nel 78. Diciassettesimo ai campionati assoluti nel 2007. Cerca un posto al sole in questa categoria, però compromette il suo percorso con l'errore sull'elemento d'ingresso della gabbia in giallo e blu. Triplice superata, verticale, un errore su questo Oxer. Comunque sono già 8 le penalità e il tempo è abbastanza alto. Ancora il largo conclusivo per Roberto Turchetto, che conclude con 8 penalità nel tempo di 69,42. Per lui
26esima posizione e dunque è il momento della classifica definitiva di questa categoria a tempo. Se la aggiudica per la Gran Bretagna Robert Smith Kalusha, percorso netto di 57,04. In seconda posizione per l'Olanda Albert Suer Uraia, netto in 58,01. Al terzo posto, primo degli italiani, Emilio Bicocchi, Dolind Sinclair, netto 58,49. Al quarto posto Emanuele Gaudiano con Lachi 61,82. Gli altri netti, quelli di Ulrich Kirchhoff, per Ludger Beerbaum, per Svante Johansson, anche per Marco Kuscher, per José La Rocca, che però sono stati molto più lenti rispetto ai migliori di questa categoria. Siamo in chiusura di collegamento e vi ricordo che torneremo a collegarci con il padiglione numero 7 della Fiera Cavalli di Verona dopo le 15 per seguire la categoria mista. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione e il regista Umberto Orti lo occupa riproponendo il percorso del vincitore. Questa è la grinta di Robert Smith e questa è la sagoma del grigio Kalusha, che è abituato ad altri impegni, per lui un gioco da puledri, portare a casa il netto anche abbastanza veloce, il più rapido di tutti, per mettere in fila Albert Suer, che aveva preceduto di poco Emilio Bicocchi, a sua volta prevalente nei confronti di Gaudiano, che aveva guidato a lungo la classifica provvisoria. Ultimi due ostacoli per Robert Smith, che conclude. Il suo è il miglior tempo con il Fido Kalusha 57,04, ha battuto il muro dei 58 secondi, ancora la possibilità di un intervento per Lorenzo Roata, poi cederemo la linea. Noi eravamo alla ricerca di ospiti, ma per il momento qui dalle parti della nostra postazione non c'è nessuno. E allora bastano i saluti, ringrazio per il momento te, l'esterna 1 di Bologna, il regista Umberto Orti. Appuntamento a più tardi per seguire la seconda categoria in programma, mentre il nostro regista ci ripropone ancora il percorso di Emilio Bicocchi, il migliore dei nostri, che si è comportato molto bene in sella a Idolinde Sinclair. Il suo tempo 58,49 che